Assessore Torrenti, è appena stata presentata la mostra sulla Prima Guerra Mondiale a Trieste. Lei l'ha valutata più di una mostra. Può spiegare com'è nata questa iniziativa e come si è sviluppata? Sì, l'iniziativa è nata in maniera molto particolare attraverso un contatto che abbiamo avuto con la Provincia Autonoma di Trento, con il professor Del Giudice, che ha proposto sostanzialmente una riflessione su Sarajevo e sulle opere degli artisti durante l'assedio di Sarajevo. In quel momento di confronto, che è durato poi alcune settimane, con una serie di incontri e di visite, io ero appena tra l'altro tornato da un viaggio a Sarajevo che frequento e abbiamo ridefinito la prospettiva incardinando un po' la volontà di rispettare Sarajevo in tutta la sua storia come simbolo un po' del secolo breve, del secolo della tragedia del Novecento. Quindi cominciando la mostra non limitandola al 92-96 all'assedio, bensì diciamo dal 1914 con l'assassinio di Francesco Ferdinando. Su questo poi Del Giudice e i collaboratori hanno lavorato, ci hanno presentato un secondo progetto molto ambizioso e il risultato di questo progetto è ancora più ambizioso, ancora migliore di quello che potevamo aspettarci. La mostra è straordinariamente bella da tutti i punti di vista, per l'altissima qualità delle opere esposte, per un percorso comprensibile, anche se complesso, di interpretazione di quello che è successo, di quello che può essere un momento di riflessione. Più di una mostra perché non è semplicemente qualcosa da vedere, ma è qualcosa che fa riflettere. Ed è la vera sfida che avevamo su questo centenario, quello di non ricordare semplicemente, ma di approfittare delle commemorazioni del centenario per una riflessione vera sulla guerra, sui suoi limiti, sulle sue risposte. E una volta di più abbiamo compreso che la guerra le risposte non le dà, ma che casomai complica, tant'è che l'esito della fine della Prima Guerra Mondiale non è stato solamente il disfacimento dei quattro imperi che pensavano poco astutamente insomma, di provocarla, bensì è stato lo scioglimento di questi stessi imperi, la fase fra le due guerre drammatica del fascismo, del nazismo, dell'umiliazione della Germania e successivamente poi ha portato alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi questa mostra aiuta a riflettere anche su questo e in più riporta un legame di due tipi, uno fra Trieste e Sarajevo che è un legame storico, lo ricordo come una battuta, ma nel 92-96 l'unico sistema per uscire dall'assedio di Sarajevo era una specie di enorme buco sotto l'aeroporto e quel buco da cui scappavano in molti si chiama Passaggio Trieste, quindi diciamo il legame è molto profondo fra le due città e sono due città forse le più multietniche di quest'area, anzi di tutta Europa. E l'altro è questo legame fra Trieste e Trento, tra Trento e Trieste, che nell'immaginario tutta Italia ha, ci credo che ci siano 7.000 comuni su 8.000 che hanno una via dedicata a Trento e Trieste. È la città più colta, tra l'altro Napoli, la piazza non si chiama Trento e Trieste ma si chiama Trieste e Trento, questo ci dà un po' di goffa soddisfazione, dove c'è tra l'altro il Caffè Gambrinus accanto a piazza Plebiscito. E quindi diciamo anche quello di metterci alla prova in una collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento che tante volte abbiamo avuto nell'immaginario ma che concretamente non si era mai sviluppata. E questa è stata un'ulteriore misura di nostra capacità, che è stata anche molto apprezzata dal governo, anche in questi giorni ho visto diciamo, esponenti del governo che hanno molto apprezzato questa iniziativa e che potrà essere veramente una delle iniziative più significative del centenario della Prima Guerra Mondiale, non solamente per quanto riguarda Friuli Giulia, ma per il paese intero. E questo legame poi con il post, con la fine del secolo, vuole proprio dimostrare quanto la Prima Guerra Mondiale è la nascita di una nuova Europa, nella sua tragedia, ma è la nascita di una nuova Europa, con tutte le contraddizioni e i conflitti che questo poi ha provocato.